Siamo giunti all'ultimo atto del 2024, ricapitoliamo lo storico delle squadre che si affronteranno oggi sul manto erboso del Piccardo. La Sestese nell'anno solare ha ottenuto un quinto posto durante la stagione sportiva 2023-24, posizionamento che non ha soddisfatto le aspettative visto lo straordinario avvio di campionato e che ha portato al restyling della rosa verde stellata col cambio di guida tecnica in panchina. Attualmente si trovano in sesta posizione, ma in evidente ripresa la formazione di Valmati, che vuole conquistare un posto nelle zone alte della classifica. La Superba reduce da un'ottima annata, fresca di promozione mediante playoff e vice campione del campionato di prima categoria, chiusa a 54 punti. In questo momento la squadra di Pisani è situata nella zona play-out. Alle 15 inizia la partita, il cui primo squillo è di marca Superba, con il rischio autogol di Ansaldo sul cross di Badamassi. Al quarto d'ora spazio per la Moviola, nei pressi del limite dell'area Liguori effettua un intervento in scivolata da dietro ai danni di Sarno, l'arbitro sanziona il 7 ospite con il cartellino giallo. Sulla conseguente punizione si presenterà alla battuta Moretti andando solamente vicino al gol dell'1-0. Su una ripartenza sestese gioca serve Lanza davanti a Bertulessi, il quale tocca il pallone ed è via in calcio d'angolo. Questa volta ha un'opportunità, Dani gioca dal limite dell'area ma il suo sinistro giro è preda facile per Bertulessi. Allo scadere del primo tempo il solito insidioso Badamassi la mette al centro, vero del 2006 Callà, poi il neoentrato malinconico scarica in porta una bordata disenescata da Cannavò. Prepariamoci ad un pirotecnico secondo tempo dove la prima azione è firmata a Balestrino, tunnel al capitano, poi si mette in proprio arrivando fino a calciare in porta con il suo tiro che termina non lontano dalla porta sull'angolo di Moretti e Andreoni a colpire col destro, fermato dall'estremo difensore ospite. Al 60° si prende la scena Bertulessi che tiene a galla i suoi con questo intervento prodigioso sulla conclusione di Sarno. È un assedio sestese e da un calcio piazzato costruiscono l'azione che porta al tiro di Andreoni e ancora una volta il portiere della Superba a negare il gol. Ci troviamo al minuto 72 quando il classe 2006 malinconico tira fuori dal cilindro una magia segnando così il suo primo gol in promozione, rete di pregevole fattura che rivedremo sicuramente sui nostri social. Non tarda ad arrivare la reazione verde stellata, una grandissima palla di Cuerabba manda in porta Balestrino che davanti a Bertulessi non fallisce il colpo e dopo 3 minuti pareggia immediatamente i conti. Proteste ospite per una sbracciata da parte del 19 su Luca Rossi, ma il signor Martino di Genova ha lasciato proseguire convalidando la marcatura. Ghiotta occasione per i padroni di casa con Andreoni che tiene miracolosamente in campo questo pallone, poi il compagno di riparto Ansaldo stava per segnare un gran gol, però a portiere battuto ci pensa Ravera a salvare sulla linea e mantenere il risultato invariato. Nei minuti finali l'assistente segnala fallo per chiara occasione da rete di Cannavò da punire con l'espulsione, così la Sestese finisce in 10 uomini e senza sostituzioni rimaste, perciò toccherà a Scarfò indossare i guantoni per i successivi 10 minuti. Verrà impegnato nella punizione di Morani restando vigile e bloccando la sfera. L'ultima chance per i verde stellati la vediamo al 90° quando Castelli incrocia troppo il tiro con la sfera che esce a lato e dopo 5 minuti di extra time l'arbitro fischierà 3 volte consegnando un punto a entrambe le formazioni. Rallenta la Sestese dopo 5 vittorie di fila mentre la Superba chiude questo 2024 con il quarto risultato utile consecutivo.